È un centrodestra veneto che si presenta compatto a rivendicare gli obiettivi raggiunti in 2 anni di governo Meloni, quello che si è riunito a Mestre. Eventuali divergenze di vedute, anche a livello locale, in vista delle prossime elezioni amministrative, peraltro pienamente legittime in una coalizione politica, lasciano oggi il posto al bilancio dell'attività di governo. Questa è una straordinaria occasione per dimostrare quanto sia unito il centrodestra, anche se quando qualcuno vuole strumentalizzare o magari anche dall'interno dei nostri partiti far credere che ci siano divisioni che in realtà non esistono e che invece noi dimostreremo anche oggi di quanto uniti si sia. Se sulla lunga distanza l'attività del governo Meloni si misurerà anche sulle riforme di premierato, autonomia e giustizia, già per il centrodestra vive oggi di altri risultati. I dati dicono che non solo è aumentata l'occupazione, come abbiamo detto, ma che la borsa, ad esempio, è aumentata del 60%, risultando la miglior borsa d'Europa negli ultimi 2 anni, a dimostrazione che i mercati scommettono sull'Italia. Lo scorso anno abbiamo superato la Corea del Sud come quinto grande paese esportatore al mondo e quest'anno stiamo superando il Giappone. In questi 2 anni il prodotto interno italiano è cresciuto e cresce ancora quest'anno più di quanto cresca con le nazioni con cui dobbiamo confrontarci, più di quanto cresca in Francia e in Germania. E cresce allargando la base occupazionale, quasi 1 milione di nuovi posti di lavoro in 2 anni. A Mestre, in una sala gremita di parlamentari e amministratori locali, il bilancio continua. Abbiamo iniziato con la riduzione dell'aliquota dell'IRPEF da 5 a 4, da 4 a 3, con il taglio anche del cuneo fiscale e contributivo, quindi i lavoratori avranno fino a 40.000 euro, circa 1.000 euro in più in busta paga. L'autonomia impone l'efficienza, impone la responsabilità e a non tutti piace. Adesso siamo arrivati con la legge Calderoli che ha aperto il varco, ormai l'argine è rotto. Come governo abbiamo depositato, come sapete, un DDL, si chiama il famoso DDL Sicurezza. È passato alla Camera con importanti strumenti, ovviamente dedicati ai cittadini da un lato e dall'altro alle forze dell'ordine che devono essere protette dallo Stato. L'attacco della microcriminalità è una delle maggiori preoccupazioni dei cittadini e si risolve anche garantendo che le condanne siano effettivamente scontate. La certezza della pena. La pena non deve essere eccessiva o esemplare o addirittura crudele. Deve essere equilibrata, ma una volta che viene irrogata la pena deve essere eseguita, altrimenti lo Stato perde credibilità.